Buonasera a tutti, benvenuti nell'aula magna dell'Ateneo Veneto. Io ho preso la parola solo per dire quanto l'Ateneo Veneto sia lieto e felice questa sera di ospitare questa manifestazione. È una manifestazione che ha molti aspetti straordinari. Sapete che quest'aula è abituata a ospitare iniziative di natura culturale, ne facciamo molte, ne facciamo centinaia all'anno, ma questa sera la cultura si accompagna a qualcosa che è forse più importante della cultura stessa, è la solidarietà, l'apertura verso il prossimo, verso i problemi degli altri. Ed è un'apertura che proviene, diciamo, dal basso, dalla società civile, dalle stesse persone, dai genitori della scuola, da persone come Giulia, che è presidente della disabilità. Insomma, è qualcosa di straordinario che credo ci faccia anche non solo piacere per se stesso, per questa sera, per questa bellissima iniziativa, ma anche perché ci permette di guardare, credo, al futuro con un po' più di ottimismo. Se cose del genere nascono in maniera spontanea, in maniera genuina, ecco, io credo che questo vuol dire che siamo ancora un paese che produce la bontà, la solidarietà, tutti quei sentimenti che sono un patrimonio del nostro paese che non devono andare perduti. Io mi fermerei e vorrei subito cedere la parola a Giulia Quartana, che è la Presidente di Disabilità, che vi spiegherà tutto di questa sera. Però prima di chiudere, per lasciare il microfono, vorrei ringraziarvi ancora per essere qui così numerosi e spero che Disabilità ci farà ancora il piacere e l'onore di essere qui per altre manifestazioni. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi questa sera. Per noi è una serata molto importante. Io sono Giulia Quartana, Presidente dell'Associazione di Disabilità, e siamo veramente onorati di aver ricevuto questo regalo. E come prima cosa vorrei ringraziare tutte le persone e tutte le istituzioni che hanno permesso tutto questo e che hanno creduto in questa associazione e in questo gruppo di persone che siamo noi. Ringrazio prima di tutto i genitori della ex classe quinta B della Daniel Michel, che in questi anni ci hanno appoggiato e supportato sempre. E in particolare vorremmo ringraziare Marta Codognola, mezzo soprano, che canterà per noi tra poco, che ha ideato e portato avanti la realizzazione di questa serata, Beatrice Di Fonso, che è qui accanto a me, Luisa Messinis, grazie, e Arianna, che ci hanno dedicato tempo ed energie preziose. Vorremmo ringraziare l'Ateneo Veneto per l'ospitalità e per aver accolto senza indugi la nostra richiesta. Volevamo ringraziare il Presidente Gianpaolo Scarante, i soci Caterina Carpinato e Franco Ferrari, che hanno dimostrato un grande interesse. Ringraziamo i musicisti assolutamente per averci offerto non solo la loro professionalità ma anche la loro umanità, e i soprani, quindi Elisa Savino, Anna Malvasio, Emanuela Conti, di nuovo Marta Codognola, mezzo soprano, e il maestro Claudio Marino Moretti. Ringraziamo il Dipartimento di Studi Linguistici, Culturali e Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e in particolare le professoresse Anna Cardinaletti e Chiara Branchini, che in tutti questi anni ci hanno supportato e hanno fatto sì che i nostri progetti venissero portati avanti. Ringraziamo le maestre della scuola primaria Daniel Michel, che in questi anni hanno sempre fatto sì che potessimo andare avanti con quello che stavamo facendo, ci hanno motivato e ci hanno incoraggiato a proseguire il nostro percorso. Ringraziamo il dirigente scolastico Enrico Ghion dell'Istituto Dante Alighieri di Venezia e il suo collaboratore Andrea Gilardi per l'interesse che hanno dimostrato in questi anni e l'importanza che hanno dato alle nostre proposte. Ringraziamo la nostra interprete, Livia De Paolis, che è qui con noi questa sera e che permetterà di rendere magica questa serata.
Prima di lasciare la parola a Beatrice Di Fonso e Anna Cardinaletti, se vorrei dire qualcosa, racconto brevemente Lisabilità per chi ancora non ci conoscesse. Lisabilità è un'associazione di promozione sociale che è nata alla fine del 2016 e i nostri obiettivi principali sono la sensibilizzazione della popolazione del territorio alle diverse forme di comunicazione e alla valorizzazione della lingua dei segni in quanto lingua naturale e la promozione delle diverse forme di comunicazione come appunto può essere la comunicazione gestuale. Il nostro percorso è cominciato alla Regnier Michel nell'allora prima B, che adesso sono cresciuti tutti, che sono qua, noi siamo felicissimi. Il progetto che era stato attivato era un progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento dell'Università e prevedeva la sensibilizzazione della classe attraverso l'introduzione della lingua dei segni italiana per favorire l'inclusione di un bambino con autismo all'interno della classe. Nel corso degli anni di progetto a scuola abbiamo cercato di collaborare sempre con le realtà del territorio, quindi altre associazioni, altri enti, come ad esempio Palazzo Grassi, che appunto è un museo di arte contemporanea qui di Venezia, e l'associazione ANFAS che sta alla Giudecca. Lisabilità come associazione è nata proprio grazie al supporto di tutte queste persone che nel corso degli anni abbiamo incontrato e noi come associazione in questi anni abbiamo cercato di proporre attività di vario tipo per riuscire a raggiungere un pubblico più ampio possibile, quindi non solo progetti nelle scuole ma anche aperitivi segnati, corsi di introduzione alla lingua dei segni, eventi informativi e tutto quello che insomma riuscivamo a fare. Questa sera siamo qui appunto per cercare di portare avanti un progetto che per noi è stato molto importante, quindi quello mirato all'inclusione di un bambino all'interno della sua classe. È una classe adesso delle medie e che è sempre all'interno dell'Istituto Dante Alighieri di Venezia. Quindi l'obiettivo della nostra serata, che speriamo di riuscire a raggiungere, è proprio quello di riuscire a raccogliere i fondi per far partire questa iniziativa. Come avrete visto all'interno dei programmi che sono stati distribuiti ci sono delle buste e lì all'uscita troverete un'urna dove potrete, se vorrete, lasciare la vostra offerta. Noi intanto vi ringraziamo tantissimo, siamo felicissimi di questa serata e passo la parola a Beatrice che è una mamma e vai. Buonasera a tutti, allora sarò breve, ringrazio anch'io quanti hanno creduto ancora in questo lodevole progetto e offerto il loro tempo questa sera per aiutarci a raccogliere i fondi per sostenerlo. Io porto la mia esperienza di mamma di uno dei bambini che fin dalla prima elementare ha studiato la lingua dei segni alla scuola Regnier Michel. A parte aver visto i bambini fare passi da giganti nell'apprendimento di questa nuova lingua, quello che personalmente mi ha colpito di più è stato percepire quanto c'era oltre, quanto c'era di valore aggiunto a questo progetto. Anno dopo anno i bambini hanno interiorizzato un valore fondamentale, quello dell'accoglienza. Accogliere tutti senza nessuna distinzione, accogliere tutte le sfumature che differenziano un individuo dall'altro e nel loro caso un bambino dall'altro. Ci sono tanti tipi di bambini, bambini timidi, vivaci, bambini che si esprimono meglio con il linguaggio del corpo rispetto al linguaggio verbale, bambini con grandi abilità manuali, bambini con difficoltà piccole o anche con difficoltà molto grandi. Ci sono bambini coraggiosi e bambini che si affidano al coraggio degli altri, bambini che parlano lingue diverse, bambini che parlano poco o che non parlano affatto. Tutte le sfumature, dalle più tenue alle più marcate, sono state accolte e veicolate dalle ragazze di disabilità per trasformare in opportunità per tutti, per tutta la piccola comunità di quella classe. Ecco, è questo che io ho visto
ho visto una piccola comunità appropriarsi di un grande tema, quello dell'inclusione. Ho visto che agli occhi di mia figlia e dei suoi compagni, ciò che per tanti è difficoltà, svantaggio o problema diventa una grande possibilità. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte, io mi unisco ai ringraziamenti e aggiungo solo che come Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati siamo molto orgogliosi dei nostri studenti che hanno dato vita a questa associazione. Sono studenti, sono laureati e stanno facendo un lavoro importantissimo nel nostro territorio, come si dice oggi. Negli anni sono tantissimi gli studenti che hanno studiato lingua dei segni, abbiamo cominciato a insegnarla nel 1999, siamo l'unica università in Italia che forma studenti in questa lingua e come sentite sono emozionata, sono molto orgogliosa di Giulia e di tutte le persone che lavorano in questa associazione. Stanno facendo un lavoro molto importante, arrivano là dove le istituzioni non arrivano, purtroppo stiamo molto indietro nell'accoglienza e nell'inclusione di bambini che hanno difficoltà. L'esperienza che è stata portata è quella di Venezia, della scuola Riner Bichiel, ma abbiamo tante altre esperienze positive a Mestre e anche in altre cittadine del Veneto e quindi diciamo, siamo molto contenti che questi studenti stiano lavorando e laureati stiano lavorando così bene affinché insomma, ogni bambino con tutte le differenze, diversità che sono state elencate possa trovarsi bene a scuola e possa sentirsi accolto al meglio. Quindi un grande applauso a Disabilità.
Yes.
Yeah.